scadelle su stavi protellina, quando sta terra è sciusta in Sardegna. Su scadelle su stavi protellina, quando sta terra è sciusta. Saluto a tutti e benvenuti. Questa è la Dedresi e l'ultima è presentata da questa rassegna tre libri su questa sardarese. Oggi abbiamo già in mano, con noi, a Giovanni Francesco Pintore, e è stato fuori dai dell'ultimo bello libro cosa sua, Salosa de Osana. Ripeterei intanto grazie a voi abiti a frescura di Capesuso, che a gusto ci si riveda. Giovanni Francesco Pintore è di Orosei, dunque a Capesuso. È giornalista, scrittore bilingue, connotto, è sardo, sicuramente dei proso importanti. Ha scritto un libro su Meda, Darremono Scettico Parica, il connotto, Sardegna, Regione o Colonia, Sardegna Ruia, Manzela, su Zogo, la Sovrana e la Cameriera, La Caccia, Morte del nuovo Presidente e altro. Devo a Giovanni era connotto grazie al suo bello blog che andai strantagiato in questi ultimi anni, un blog che guarda di storia, di archeologia, di cultura, lingua, e un blog di interesse stravanao che consiglia a tutti su desi cercare e di salvare i miei preferiti. E sicuramente dei mello che in Sardegna a su di queste questioni. Posso che spetta sul libro, questo bello libro moderno, chiedete come protagonista questa giovane e bella laureata di primo e sida, sarbana, archeologa, che ben ha scoperto, poco caso, questo che punto in manigio su Pago Grarus, trasamava della soprintendenza archeologica, che invece si comportai in nome della scienza e della conoscenza, e fuori da non c'è verità scientifica, ma pensa repertus e cura per situs archeologicus. E Sarasa, grazie pure a suo assaggio e a sua amicanza con questo giornalista con Otto Meda, famoso della testata giornalistica nazionale, a rinascita scoperta questa strassamava a sbregongi così che fono scolpevoli e sul libro a capo pure con questa scrovetta stravanata archeologica che non si conta, semmai adesso l'autore si lo contai. È un libro, come ti ho saputo dire, con un scanto villo narrativo, un libro che tocca da tutte le questioni abbettiate e scontroliate della storia antica dei Sardos. Sul problema della scrittura dei Sardos antichi, dei Nuragesos, sul problema dei relati e rapporti con quello che viene da Etruscos e altri popoli del Mediterraneo e Noscetti. Ma più di tutto, appunto, sui appuntamenti sul problema della scrittura dei Sardos antichi. Come ti capita scidese, c'è un studioso che in questi anni, già dopo che de anni, cercando di dimostrare che i Sardos antichi scrivendo e tenendo l'alfabeto in soro. De questo studioso, ma prodotto il professore Gigi Zanni, che è sonori dell'esercizio durante il nostro, danno riuscita di più bene. Secondo questo, come te ne il babbo, ma non nostro ci tenta scrivere. E però, di questo secondo questo, naturalmente, si prova materiali. E però, a intro del mondo, della soprintendenza e delle università non lucrenti, insomma, che noi ci sono venuti abbastanza prove. No, sono usciti, ma non usciti da regioni Gigisanna o Isatros. Certo, non posso fare manco di ricordare che vinto sanno me la sanno fare, si è negata che i sardi sono usciti a navigare in Uragesos. E questo manca ci vessenti prove materiali chiare del suo contrario. Basta pensare ai bronzitto sulla forma delle navi. Eppure, fino a tornare a 10-15 anni fa, i sardi sono usciti a navigare, non è che diventa s'acqua, non è che vesti cani arrabbiosi, c'è un giudeo. E mo questo non lo neganno, proprio l'anno passato si intervista de Ugas, Giovanni Ugas, archeologo che il nostro sardarese conoscevo bene, questo da creare l'idea sua su queste cose, addirittura risuonare che insomma che i sardi antichi si costruivano dei nuraggi si coincidenti con questo che fonti i Sardana, perché non scienza navigare isso che viene sul popolo principale del Sumari in Araus. E dunque, cappas, ancora oggi, mancai dotto, uno agata su Gica, van cappas.
Questo manca in metodologia moderna, si diventa per evitare. Ma non c'è di gusto. Ma poi su uno su chi agatta, da bozza me, da confrontare con questo chiesti. La teoria scientifica ha già scritto di così venuti i baroni nella causa del mondo accademico. Che fa carriera naturalmente in cui entro. Insomma, anche questo è uno dei messaggi del suo libro. E che vesse da dici, manca i doti a essere ancora abbastanza oscurantista, se devo no. Sul fatto è che molta gente si preferi pure a scarraggiare, a studiare, così come disarresto, disarrasto, de cose come civiltà foristeras, antigas, proso che queste nostre originali, autoctone. Questo non è certo che non dobbiamo studiare cose che sono i monumenti romani, punicus o altro, però dei gusti succede già edotto, poi naturalmente quando spagnoli sono tutti starpazzi dell'Europa e del Medio Oriente, e invece dei sarti si pensa che de 8-10.000 nuraggi non succede con sicurezza, ma che è serbiente. C'è chi narra che viene a Fortileza, Castellos, c'è chi narra che viene a Logos per avvistare o questo territorio, c'è chi narra che viene a Logos de culto, chi viene a Logos per logare materia prima, stessa cosa va poi e altro. Mi piace da questo proposito ricordare che hanno un amico del suo blog, insomma, consigliando che capita con bene ai turisti che viene a Logos de Pregei, case chiuse. Pensai scelta su pregi turisti andando a visitare questi nuracis, pensando a questa cosa. In sul libro sta remonando pure il fatto che questo dei giganti del Monte Brahma, non so cosa regolare se via succede, insomma, un montone di arresti di statue nuragesi, guerrieri, praticamente quando parlava qua, dopo 30 anni, sono mesi scantinava la soprintendenza e piegava i brugno, e scelte de vago, grazie a battaglie dei politici puro e da soci, sono terreni a Sinnaio perché tutto avvienta. E secondo me, si avvienta addirittura province più antiche della grande storia rega, o ad ogni maniera, su manco a Fedavis. E questa è una cosa stravanata. Comunque non narra che sottende a queste questioni, se vuoi dire questa volontà di qua, che poi vince da sarto, se viene stati un anno in Sant'Igorio. Certo, queste cose tocca stare attento, però questa cosa non deve esserci fuori di sentito, perché pensavo che ancora oggi in scuola, in domo nostro, si conta questa storia, questa cultura e questa lingua nostra. Sistematicamente, eppure, ai est. Si va a studiare civiltà di marineras, e non si va a studiare questa che vuole questa storia di giudicare sardo durata per 400 anni. Si va a intescire che questa via si vorrà di Masaniello o il vescovo siciliano, se non si va a intescire questa che via da Savorriata di Giovanni Maria Angioi. Si va a intescire i tavoli di San Magna Carta e non si va a intescire questa che via da questa carta della cosa nostra. Poi decidevo, se di Sardegna, questa scuola di domo nostra, e scelto di Vesta, ma di Vesta non entrare a scuola e fai i monti però. E questo è grave. Decidevo che questa storia sarebbe di formare questa coscienza del popolo. Poi di noi che sa a cabo, questo non è figlio di suo nulla, non è figlio di mamma buona. Questo che sardo capace ritenti di essere, poi tenere tanto per la sua coscienza. Ma non è necessario. Se non è che questa coscienza non si la dona, poi a scuola ci si le guai, a quanto pare, anche hai dotto. Ma devo di questa cosa non potevo poi dare di che io sono cingiato queste presentate. Sul libro si racconta il autore tutto. È uno dei libri sicuramente più belli che ha pubblicato in questi ultimi anni, un libro moderno. Poi in realtà, ma che non vorremmo è questo che poteva un sardo, un giallo, o un noir, insomma, in francese, poi in francese, poi in italiano, è groco. No, se non riuscite adesso a cavare che volendo, non riuscivo. Ad ogni maniera, è un libro moderno, come questo che sarebbe dove fai a mangiare e crescere la lingua nostra. Botta a me dopo che sarebbe da andare perché su Ville Brugno una certa letteratura fatta scelte di poesia, mancai, poesia importante, per carità, però impara i gusti dopo che scrive altre cose pure, conti, romanzi, sabios, giornali, che le sia cosa.